Benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta, un'ora e mezza da trascorrere assieme con tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti su quanto accaduto e quanto sta accadendo nella nostra regione, in collegamento anche in diretta con i nostri corrispondenti dalle province del Veneto. L'apertura di questa edizione del nostro notiziario ci porta a Marostica per una nuova ondata di furti in casa, così come purtroppo sta capitando da diverso tempo anche nell'area del Bassanese. Noi ci colleghiamo immediatamente in diretta con Vanessa Banzato che si trova per noi a Marostica. Buongiorno a te Filippo, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, ancora un furto, un passagiorno ormai che non vi raccontiamo, di colpi subiti dai residenti un po' in tutto il territorio del Bassanese e del Marosticense. Nello specifico ci troviamo a Marsan di Marostica con me Roberto Ferraro, che vive in questa abitazione che ieri sera è stata visitata dai malviventi, e tra l'altro lui e la moglie erano in casa proprio quando è accaduto, ed è successo non a notte fonda, è successo alle 10:30 di sera. Ci racconta un po' com'è andata? Niente, io stavo guardando, qua sotto in taverna, stavo guardando la partita di calcio. Mio figlio lo stesso sopra al piano terra, e la moglie guardava la televisione per i cavoli suoi. E a un certo punto la moglie ha sentito come un piccolo tonfo, ed è partita a visionare, è andata verso le camere a visionare, e in quel frangente ha visto tutto sottosopra in camera. Il figlio che stava guardando aveva anche la finestra aperta e ha guardato all'esterno e ha visto uno uscire, saltare dalla finestra, è saltato verso il giardino e si è dileguato. Ecco. Da dove potrebbero essere entrati secondo lei? Da dove, scusi? Potrebbero essere entrati? Secondo me potrebbero essere entrati da qui, perché loro si aiutano, siccome abbiamo avuto dei precedenti che salgono in altezza senza problemi, senza scale, si aiutano, si arrampicano, dentro hanno visto che la porta è aperta e quindi si sono intruffolati qua. Sono intruffolati da questa parte, malgrado ci fosse anche il dispositivo che illumina la presenza di persone. Per evitare anche questo discorso hanno preso un cappotto e l'hanno buttato sopra una luce che si era accesa. Sopra quella luce là per coprirla? Esattamente. Poi hanno fatto un po' il giro della casa, si diceva, e vediamo, ecco, assieme a Fabio Falliero che ripercorriamo il giro che potrebbero aver fatto i malviventi, e pare che siano usciti da questa finestra, giusto? Da questa finestra è sicuro che sono usciti, almeno uno è uscito, sì. Perché mio figlio era su quella finestra lì e l'ha visto che è saltato giù, ci sono anche le orme, è partito, è saltato l'altra ringhiera e si è dileguato. Quanto l'hanno portato via? A me hanno fatto pulizia del portafoglio, mi hanno portato via sui 300-350 euro. Ecco, e dopo l'orologio, quello sì, era un orologio che costoso abbastanza, non eccezionale, ma comunque quello se lo sono portato via. Hanno fatto una scelta, la bigiotteria non l'hanno aperto, ma l'hanno lasciata lì, quella non le interessava. Certo è che fa male, dà fastidio e fa rabbia vedere una cosa del genere, soprattutto pensare che potevate davvero... Entrare in casa e capire che questi qua, molto probabilmente, come si sente sempre dire, cioè sanno che non pagano niente e quindi sono sfacciati, se ne fregano altamente. Sono sempre più spregiudicati. Sì, ma tu non puoi mettergli le mani addosso. No, a dire la verità, io se me li trovo di fronte, un certo peso ce l'ho e qualcosa li faccio. Questo è poco ma sicuro. Per fortuna però non vi siete incrociati. No.
Insomma, Filippo, hai sentito l'ennesimo racconto di quello che ormai sta diventando davvero la cronaca di tutti i giorni. Ancora questo colpo, ovviamente il furto è stato denunciato ai carabinieri, giusto, ai carabinieri di Marostica, e di conseguenza speriamo che magari anche grazie alle immagini delle telecamere, delle videosorveglianza private che si trovano appunto nelle abitazioni attorno a questa di Marsan si riesca a risalire agli autori. Pare ancora una volta che ovviamente non si tratti di una persona sola, ma si tratti almeno di 3 individui. Potrebbero essere proprio gli stessi 3 che stanno seminando il panico un po' in tutto il territorio. Da Marostica, Marsan nello specifico, Filippo è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Vanzato in collegamento da Marostica con la collaborazione tecnica di Fabio Faliero. Allora andiamo a vederlo, un'altra di queste razzie di colpi nelle Bassanesi. Andiamo a Tezze sul Brenta proprio per un'altra raffica di furti in casa. Lei ha paura, è terrorizzata, la notte non riesce a dormire e infatti quella sera si è presa delle gocce calmanti perché effettivamente era così, cioè non... È ancora sotto shock la donna di 67 anni residente in via Manini in pieno centro a Tezze, che la notte tra sabato e domenica si è trovata i ladri in camera da letto dopo che ne avevano messe a soqquadro altre 2 rubando l'oro che hanno trovato. A raccontarci l'accaduto è la sorella della vittima. Il cane dei vicini ha cominciato ad abbaiare e insistentemente, quindi di conseguenza lei a un certo punto si è alzata a tirare su la persiana per vedere cosa c'era e dietro di lei ha sentito la porta aprirsi della sua camera e lei si è girata in quel momento e i ladri, perché erano in 3 effettivamente, gli hanno puntato addosso la luce accesa, la pila, sì, e quindi lei si è girata di scatto, loro hanno chiuso la porta e lei dal nervoso è uscita per corrergli dietro. Erano in 3 dentro in casa, lei da sola e poteva succedere di tutto, insomma, alla fine. Ecco, questo è. Una signora aveva sentito le urla di mia sorella, ha cominciato a gridare, gli si sono rivoltati contro praticamente. Hanno scavalcato le recinzioni come lepri, uomini giovani e agilissimi che hanno battuto a tappeto tutte le vie terrorizzando i residenti. Ed è proprio la donna che si è trovata davanti ai 3 malviventi che ci racconta la sua terribile esperienza, allertata dalle urla che provenivano dalla casa vicina appena derubata. Ho iniziato a gridare, ho detto guarda via, chiamo i carabinieri. A un certo punto si sono girati verso di qua e a me è venuta, ci hanno saltato subito, sono tornati in strada e quindi io sono andata dentro, ho chiuso tutto e ho chiamato le forze dell'ordine. Quanta paura ha avuto? Tanta, perché ho fatto la notte con un occhio sempre aperto, ogni rumore saltavo, continuavo a girare per la casa a guardare tutti i buchi delle persiane, perché comunque dormiamo con le finestre aperte perché è caldo, ma adesso basta, cioè terrore veramente, ma sono straveloci e non gliene frega niente, cioè proprio saltato, andato di là, cioè veramente non hanno paura, cioè loro venire dentro casa tua, picchiarti e rubarti non frega niente. Ed ora cambiamo argomento, ci spostiamo a Trieste, da dove è partita un'indagine che ha portato a sgominare un'organizzazione criminale italo-albanese che riforniva di droghe le spiagge del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e i locali della movida estiva lungo la costa adriatica. L'operazione è stata condotta per l'appunto dalla Guardia di Finanza di Trieste ed è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. L'indagine è partita da un controllo di routine alla Tisana con l'arresto di 2 corrieri e il sequestro di 2 chili di marijuana, ma alla fine ha smantellato una rete criminale di narcotrafficanti italo-albanese operante su scala nazionale. L'operazione, denominata King George, è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste in collaborazione con gli investigatori delle Fiamme Gialle contro la criminalità organizzata sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Il bilancio finale è di 16 arresti, 35 indagati e il sequestro di quasi 100 kg di droga, oltre a beni e disponibilità finanziarie per 1.100.000 euro, tra cui un'Alfa Stelvio modificata per il trasporto della droga, orologi di lusso, contanti e armi, 3 pistole con matricola a brasa e 10 armi bianche. Gli stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, venivano distribuiti nelle principali località turistiche del nord-est, tra cui Lignano, Bibione, Jesolo, Caorle, Grado e Sistiana, all'esterno di discoteche, pub
pub, stabilimenti balneari e strutture ricettive. Le basi logistiche erano in diverse province della Lombardia e in Toscana, i canali di approvvigionamento lungo la rotta balcanica. L'indagine si è sviluppata attraverso pedinamenti, appostamenti, intercettazioni audio e video e attività tecniche, facendo emergere un'organizzazione strutturata che utilizzava piattaforme di comunicazione criptate, sostituiva continuamente i telefoni cellulari, le schede SIM e le autovetture per eludere i controlli. La droga veniva stoccata in appartamenti e garage intestati a prestanome e poi distribuiti da una rete di corrieri, cosiddetti cavallini, incaricati di rifornire sia le piazze di spaccio lombarde sia le località turistiche dell'Alto Adriatico. Gli investigatori hanno inoltre scoperto una serra nella campagna pavese destinata alla produzione di marijuana. E ora ci spostiamo in provincia di Treviso, a Gagliarine, dove si è sviluppato un forte incendio che ha provocato parecchi danni a un edificio. Sono stati sfollati i residenti e si prospettano anche tempi piuttosto lunghi per il loro rientro a casa. Per noi sul posto c'è Mirko Cavallin, che ringraziamo e che salutiamo. Buongiorno Mirko. Buongiorno Filippo, con Nicoletta Rizzetto alla parte tecnica, col vice sindaco di Gagliarine Graziella Gava. Erano circa le 2 di ieri pomeriggio quando si è sviluppato un incendio, è in corso un lavoro di sistemazione di una guaina del tetto, poi per cause che i vigili del fuoco stanno accertando le fiamme si sono propagate e come potete vedere insomma il tetto del corpo centrale è andato completamente distrutto, compreso una parte del solaio anche tra il primo e il secondo piano. I vigili del fuoco che sono intervenuti con 24 operatori, uno di loro è rimasto intossicato ed è stato portato all'ospedale, sono intervenuti e solamente stamattina sono riusciti a spegnere completamente le fiamme. Erano qui fino a poco fa perché accompagnavano i residenti a prendere i propri effetti personali, banalmente i vestiti piuttosto che il cibo che ancora si trovava nei frigoriferi o nei congelatori. Ovviamente sono state staccate le utenze, il gas e la corrente elettrica. Vice sindaco, dunque una situazione complicata per queste 12 famiglie, ricordando che fortunatamente nessuno si è fatto male. Sì, la cosa fondamentale è appunto il fatto che non ha compromesso la sicurezza di nessuno. Lasci innanzitutto esprimere da parte mia, del sindaco che non è in sede in questi giorni, di tutta l'amministrazione, appunto la vicinanza, la solidarietà a tutte queste famiglie che sono state colpite da questo improvviso evento catastrofico per loro, perché vedersi andare a fumo una casa deve essere veramente brutto. Io ho visto facce stravolte sia ieri che oggi, quindi insomma è comprensibilissimo lo stato d'animo che stanno vivendo in questo momento, ecco. È un edificio che ha più o meno una ventina d'anni, appunto ha l'aspetto ben tenuto, ben mantenuto, ovviamente con un amministratore di condominio. L'intervento appunto ha evitato che le fiamme si propagassero ieri pomeriggio. Voi come vi state muovendo nei confronti dei residenti, soprattutto quelli dei piani più alti che di fatto hanno perso quasi tutto? Sì, ieri comunque appunto siamo corsi qua subito e abbiamo sentiti tutti uno a uno per capire effettivamente come potevano un po' sistemarsi per la notte. Innanzitutto per questa prima notte diciamo che la maggior parte, quasi tutti, hanno trovato riscontro presso propri familiari, quindi non ci sono stati particolari problemi. Abbiamo avuto un paio di nuclei che invece non hanno nessun riferimento di familiari qui nei dintorni e ci siamo appoggiati a un bed and breakfast qui del paese, che il proprietario ha messo gentilmente a disposizione alcune camere appunto per far fronte a questa emergenza. Era la prima notte, ma ne seguiranno purtroppo tante altre, non poche. Sì, così dicono appunto i vigili del fuoco, che appunto lo stabile rimarrà inagibile e prima che appunto venga ripristinato passeranno sicuramente almeno un paio di mesi, insomma me lo auguro, perché comunque andiamo verso la stagione estiva dove ci sono anche i periodi giustamente di ferie per le persone e quindi magari i tempi potranno essere anche allungati in questo caso, però mi auguro, insomma, considerata la situazione, che
che tutto venga ripristinato quanto prima. È in fase di emissione un'ordinanza comunale per vietare l'ingresso, per ragioni di sicurezza ovviamente, e poi c'è anche la questione sciacalli che in queste situazioni non mancano mai. Sì, no, effettivamente adesso, ieri ad esempio c'è stato un presidio di 24 ore con le forze dell'ordine, i carabinieri, i nostri vigili urbani che hanno presidiato fino oggi a mezzogiorno tutto lo stabile. I vari proprietari hanno consegnato le chiavi ovviamente perché comunque si doveva entrare per fare tutti i vari sopralluoghi e adesso sono state riconsegnate a ognuno ai loro proprietari e quindi sì, gli appartamenti sono chiusi insomma. Adesso previo appunto messa in accordo con i vigili del fuoco, ovviamente siccome non hanno potuto prendere tutto quello che era possibile portare via, ovviamente ci sarà bisogno di venire più di qualche volta, però appunto mettendosi d'accordo ci faranno anche queste operazioni. In attesa appunto che lo stabile venga ripristinato e che le sistemazioni siano le migliori possibili in questo caso. Abbiamo intercettato pochi minuti fa la figlia di un'anziana che risiede qui da 3 anni in questo condominio e le abbiamo chiesto appunto il racconto di queste prime ore di difficoltà. Dopo l'intervista la linea può tornare a voi. Avete trovato una sistemazione? Sì, io ho mia mamma a casa mia perché mia mamma abita qua, è a casa mia, quindi resta là con noi, casa mia, casa nostra. Lei a che piano è? Il piano terra. Piano terra. È pieno d'acqua la cucina ma solamente di rimbalzo, oggi era già un po' meglio, ieri ce n'era tanta di più. Da basso cantina e garage sono allagati, ma pazienza, non abbiamo niente di che insomma. Anche perché sono 3 stanze, c'è solo la cucina che è messa un po' male. Certo. Ieri è riuscita a uscire subito, immagino. Sì, l'hanno chiamata, è uscita subito, dopo mi ha avvisato, siamo venuti qua, tutti fuori, dopo loro l'hanno mandato a casa e sono stata qua a riunioni, non riunioni, sentire, capire fino a ieri sera tardi. Vi hanno dato dei tempi? Penso un po' lunghi. Avete recuperato, abiti, vestiti? Lei è solo abiti perché è un piccolo appartamento, il resto starà dentro e Dio vede, Dio provvede, come si suol dire. È così lei, purtroppo non ci voleva. No, esatto. Ma no, per noi è andata anche bene, penso agli altri, io sono sincera. sincera. A volte per una fesseria, guarda cosa succede. Queste dunque le voci raccolte pochissimi istanti fa da Mirko Cavallin assieme a Nicoletta Rizzetto per il violento incendio che si è sviluppato in un condominio a Gagliarine. Come vedete i tempi per il rientro dei condomini si allungano. Noi voltiamo pagina e parliamo di un altro problema, di una cosa che sicuramente non fa piacere a nessuno perché tornano a salire i prezzi di diesel e benzina anche se le quotazioni del petrolio sono calate. Come mai? Ce lo spiega Federico Fusetti che è in collegamento con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto da Padova, con loro il presidente di Confesercenti Flavio Convento. Buongiorno Federico. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, più che io ve lo spiegherà Flavio Convento, che ringrazio, presidente del Confesercenti Veneto Centrale, per quello che riguarda ovviamente le aree di sosta, i servizi di distribuzione, con tra l'altro Federico Cibotto che mi assiste per la parte tecnica. Ringraziamo anche l'area di servizio Eni qui di Padova che ci sta ospitando e la domanda appunto è: cala il prezzo del petrolio, ma proprio oggi i prezzi salgono, noi veramente da cittadini non ci capiamo più niente. Tanto buongiorno a tutti, vi ringrazio per questa occasione. No, ribadiamo quello che abbiamo sempre ribadito negli ultimi anni, cioè purtroppo il prezzo non lo definiamo noi gestori ma lo definisce direttamente la compagnia petrolifera. Sappiamo che c'è stato l'allineamento delle accise, quindi non abbiamo più il taglio delle accise che il governo aveva applicato per gli aumenti diciamo anche un po' ingiustificati di quello che era successo in Medio Oriente. Quindi sono aumentati i prezzi. Certamente il lunedì, quindi subito dopo il sabato, le compagnie petrolifere hanno riaumentato circa di 2 centesimi il litro del prezzo finale. Quindi questa è una situazione molto complessa e che ci mette in grossa difficoltà. Abbiamo ripetuto spesso che la categoria è in grossa difficoltà, stiamo aspettando un disegno di legge che è ferma nei cassetti ministeriali da diversi mesi, se non dire anni, dove negli ultimi mesi abbiamo trovato un accordo con tutti gli attori protagonisti di questo disegno di legge, però questo disegno di legge, che potrebbe sicuramente ridurre il prezzo in maniera strutturale, non viene presentato e questa è una cosa che ci mette in allerta. È per questo che FAIB e la categoria è in agitazione, minacciando uno sciopero di diversi giorni, proprio perché la categoria e tutta la struttura e la rete carburanti ha bisogno di questo disegno di legge. Quindi la notizia di queste ore è che potrebbe esserci uno sciopero
sciopero anche per più giorni da parte dei gestori. Però anche qui da cittadino verrebbe da dire: i prezzi aumentano, voi ci guadagnate di più perché scioperate. Il problema è questo: noi non guadagniamo di più, noi, come abbiamo sempre ripetuto, guadagniamo un fisso al litro, quindi più aumenta il prezzo si riducono i consumi e quindi il gestore guadagna meno. L'interesse del gestore è che il prezzo sia un prezzo giusto, congruo, che sia anche giustificato anche per quanto riguarda l'IVA e le accise che vengono applicate, e anche questo col disegno di legge sicuramente si potrebbe regolamentare meglio e trovare delle soluzioni perché il gestore guadagni più e l'utente spenda meno nell'acquisto della benzina. Non ha la sfera di cristallo, ma cosa dobbiamo attenderci nelle prossime ore per quello che riguarda i prezzi? Ma io penso che, come spesso abbiamo ripetuto, il periodo estivo e periodi invernali, quando sono periodi di ferie, ci sono degli aumenti strutturali del prezzo carburante. Io mi auguro che in queste condizioni qui, visto che ci sono altri tipi di problemi, questo non accada, anche se stiamo vedendo in questo momento qua che continua a esserci un aumento. Grazie a Flavio Convento, Confesercenti Veneto Centrale. Filippo, insomma, sperando di aver chiarito un po' la situazione, e non è così ottimistica, con la minaccia dello sciopero da parte dei gestori delle aree di servizio, ti restituisco la linea. Grazie a Federico Fusetti, e in collegamento in diretta da Padova con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. Noi torniamo ad occuparci di cronaca con una violenta rapina a mano armata a Vicenza. Una donna è stata minacciata con un coltello, ma è stato rapidissimo l'intervento della polizia, che in pochi minuti ha arrestato uno straniero. Minacciata con un coltello. Succede in pieno giorno a Vicenza. La rapina a mano armata si consuma alle 2 del pomeriggio nei pressi di un bar di Via Lanza. Viene lanciato l'allarme. In pochi minuti le volanti della polizia arrivano sul posto. Secondo la ricostruzione, la donna, minacciata di morte col coltello, è stata derubata dell'incasso custodito nel locale. La vittima è sotto shock. Gli agenti ricostruiscono rapidamente la dinamica dei fatti e acquisiscono una dettagliata descrizione dell'autore, riconosciuto come un cliente abituale del bar. Fondamentali le immagini di videosorveglianza che consentono ai poliziotti di individuare con precisione l'uomo e la direzione di fuga. Scattano le ricerche. In soli 10 minuti gli agenti rintracciano il sospettato in strada delle Cattane. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina corrispondente a quello utilizzato per minacciare la vittima durante la rapina. Nell'abitazione dello straniero la polizia ha trovato alcuni coltelli, uno storditore elettrico e dei tirapugni. Nei pressi della casa, in un'area verde, è stato poi trovato un contenitore in vetro sotterrato sotto un blocco di cemento. Al suo interno c'erano 4.950 euro riconosciuti dalla vittima, a cui sono stati restituiti. Si tratta di una parte significativa del denaro sottratto. L'uomo, un serbo, è stato arrestato. È stato arrestato anche un altro rapinatore, sempre dalla polizia, questa volta a Padova. In questo caso si trattava di una rapina commessa nel 2019, era stato condannato ma era rimasto in libertà, ora è stato nuovamente individuato e arrestato. La polizia ha rintracciato e arrestato un tunisino di 53 anni ricercato perché deve scontare una pena di 2 anni e 7 mesi per rapina e resistenza pubblico ufficiale, reati commessi nel 2019 a Padova. L'uomo in piazza Rabin, per rubare il resto di 8 euro emesso dalla macchina automatica per il pagamento del parcheggio, aveva aggredito una turista inglese lanciandole addosso una bicicletta. Il tunisino, in Italia da 18 anni, è stato rintracciato all'interno del centro Giotto e ora è nella casa di reclusione di Padova, dove sconterà la pena. Già noto alle forze dell'ordine per spaccio, stupefacenti, lesioni, furto, rapina e resistenza pubblico ufficiale, era ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova. Già nel 2008 era stato arrestato in flagranza per lesioni personali, tentata rapina e resistenza per aver aggredito una guardia giurata, tentando di rapinarlo anche della pistola. Negli anni successivi era stato arrestato altre 2 volte, colpito dall'avviso orale e condannato. Nel 2019 la violenta aggressione per strada ai danni di una turista inglese alla quale aveva rubato il resto della tariffa di parcheggio. Alla reazione della donna, il 53enne aveva lanciato la propria bicicletta contro la vittima, colpendola alla gamba e ferendola. Era stato arrestato e poi condannato, tornando libero, fino a quando, nelle scorse ore, gli agenti l'hanno rintracciato e fermato. Per anni avrebbe trasformato la vita della compagna in un incubo tra botte, minacce di morte e violenze sessuali. Ora per un cittadino moldavo residente nel Vicentino è arrivata una pesante condanna, quasi 6 anni di carcere.
Aveva preteso rapporti sessuali dalla compagna, dunque violentandola. Per questo è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione. È la pena inflitta con rito abbreviato, nel corso dell'udienza preliminare, dal giudice del Tribunale di Vicenza a un 45enne dell'Est, residente a Torri di Quartesolo, riconosciuto colpevole di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della convivente, ora diventata ex. Secondo la procura, in base alle indagini dei carabinieri e alla denuncia della vittima, la donna aveva vissuto per anni in un clima di paura. L'uomo la minacciava di ucciderla e di fare lo stesso con i suoi familiari. In passato le avrebbe imposto rapporti sessuali, arrivando in un'occasione a spogliarla con la forza e a bloccarle le braccia per impedirle di difendersi. La relazione era iniziata nel 2004. Dopo una prima separazione, nel 2021 i due erano tornati assieme a Torre di Quartesolo, ma la situazione era rapidamente di nuovo precipitata, anche a causa dell'abuso di alcol e della continua richiesta di denaro da parte dell'imputato. Nel maggio dello scorso anno la vittima aveva trovato il coraggio di denunciare. L'uomo era stato arrestato e sottoposto al divieto di avvicinamento col braccialetto elettronico, misura che però non gli aveva impedito di tornare a minacciarla, finendo di nuovo in carcere. Con la sentenza di primo grado, la donna, che si era costituita parte civile assieme all'avvocato Giuseppe Viggiani, ottiene un primo riconoscimento giudiziario dopo anni di violenza e soprusi. Resta in carcere Lamin Saidili, il 22enne nato in Italia ma originario del Gambia, accusato del tentato omicidio del 55enne che sabato mattina ha ferito con una ventina di coltellate in via Capecelatro a Milano. Lo ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto del giovane accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato e di fuga. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, aveva detto agli agenti che lo avevano arrestato. Il giudice ha riconosciuto l'imputazione di tentato omicidio e l'aggravante dei futili motivi, mentre ha escluso quella della premeditazione. Intanto non ci sono elementi che facciano pensare ad una radicalizzazione. L'immagine utilizzata come sfondo sul suo telefono cellulare, un guerrigliero islamico con una keffia, è secondo le stesse fonti decontestualizzata e non lascia pensare ad alcun tipo di coinvolgimento del giovane in movimenti terroristici islamici. Lamin Saidili è rimasto in silenzio davanti al giudice nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Il ragazzo, ha spiegato il suo avvocato, non ricorda di aver aggredito con una lama il 55enne finito in terapia intensiva. Intanto, oltre al video shock dell'agguato ripreso dalla telecamera del bar, è spuntato anche un altro video con i momenti concitati dell'arresto. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stata una sua scelta personale. Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, di ricordarsi solamente da quando è stato arrestato e posto sulla vettura della polizia. È stata l'avvocata Simona Brambilla a spiegare a Lamin Saidili, il 22enne di Conegliano arrestato per la brutale aggressione davanti a un bar di San Siro, perché si trovi in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Lamin, ripete a più riprese la legale, non ricorda di aver accoltellato senza motivo un 55enne alla schiena, colpendolo più e più volte con una lama di 21 centimetri, come si vede nel video delle telecamere di sorveglianza del locale. Poi l'arresto, documentato in un altro video. Un bersaglio facile, una vittima scelta a caso. Brambilla ha spiegato al suo assistito che il ferito è fuori pericolo. Difficile però parlare di pentimento. La memoria del ragazzo ha cancellato tutto, tanto da rimanere in silenzio davanti al GIP. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco. Dal punto di vista della misura, anche lì Lamin
piuttosto che mettere il papà in una brutta posizione, mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere. Parole shock alle forze dell'ordine che lo hanno arrestato. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, ma, dice l'avvocata, neanche di aver pronunciato quella frase si ricorda. Eppure non emerge che fosse alterato da alcol o droghe. Dalla ricostruzione dei suoi trascorsi risulta una permanenza in carcere in Inghilterra prima del suo rientro in Italia, avvenuto a inizio anno. Gli inquirenti stanno cercando di risalire a tempi emotivi della detenzione in Gran Bretagna, se per una rapina o per un atto di violenza simile a quello di San Siro. A Milano è arrivato il 23 giugno dopo essere stato cacciato di casa dal padre in seguito a una lite. L'avvocata si è confrontata con entrambi i genitori, malgrado la madre si trovi attualmente all'estero. Sono basiti e nessuno di loro naturalmente si sarebbe mai aspettato, e in più passaggi mi chiedevano le prove di quello che io gli dicevo. Al difensore non risulta nella maniera più assoluta, così dice, che Lamin sia in cura per disturbi psichici, anche se è vero che il 22enne non risulta affatto lucido. L'ho trovato molto confuso e già che uno non si ricordi un episodio del genere mi sembra alquanto sintomatico di una situazione, però non sono in grado di poter interloquire sul punto, chiaramente non è una mia competenza. È il padre del 22enne che in questo momento si trova in carcere a Conegliano, esce di casa a capo chino, sulle spalle il peso di quanto commesso dal figlio. Ai nostri microfoni si è limitato a dire: non l'ho più sentito. L'ha sentito? No. Ma sì, lei riesce a capire perché, che cosa è successo? Non lo so, non posso dire. Il papà di Lamin, Dodou Sadili, esce dalla sua casa di Conegliano, sul volto il dolore e lo shock per quello che ha commesso il figlio. Poche parole, poi si allontana in fretta, non vuole sapere nulla, non vuole dire nulla. Io non so niente proprio, non so niente. No, era solo per sapere cosa... No, sicuramente... E come almeno ci può dire come sta suo figlio? No, lo so, ancora non ho sentito niente. Quel figlio che abitava con lui a pochi passi dal centro cittadino, descritto come taciturno, un carattere a volte impulsivo, tanto da essere allontanato dall'azienda per la quale lavorava. In casa abita il papà di Lamin, la mamma per motivi di lavoro è all'estero. Entrambi non riescono a farsi una ragione per un atto tanto violento del figlio. Dalla stessa palazzina esce un giovane, 26 anni, lo fermiamo e gli chiediamo se conosce Lamin. Sì, lo conosco. Com'è come ragazzo? È un bravo ragazzo, sì, è un bravo ragazzo. Abbas ci racconta che non lo vede da qualche settimana e mai avrebbe pensato potesse fare una cosa simile. È tranquillo, è anche timido così, non parla tanto, sì, non ha mai fatto qualcosa del genere così. Quando l'hai visto l'ultima volta? È quasi 2 settimane che non l'ho visto. Poi si parla della famiglia del 22enne, il papà vive e lavora a Conegliano. Sì, brave persone, suo padre lavora e vive qua, sì, vive qua da un bel po', lo conosco bene. I commercianti, i cittadini sono attoniti, difficile anche solo pensare che un giovane che abita in zona e frequenta la città potesse arrivare quasi ad uccidere una persona. Un residente si pone lo stesso dubbio di molti, avrebbe potuto colpire tranquillamente anche qui a Conegliano. E su questa vicenda abbiamo sentito anche il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Questo ragazzo non era noto in quanto ha vissuto per oltre 10 anni all'estero, è rientrato da qualche mese nella nostra città. Non ci si riesce a dare ancora una spiegazione di ciò che è successo e questa è la cosa più allarmante, nel senso che noi sindaci, io ma anche molti colleghi, ci troviamo quotidianamente ad avere a che fare con situazioni di disagio, ma è importante che anche ci sia un patto tra le famiglie che vedono delle difficoltà nei ragazzi e possano fare in modo che questi intraprendano un percorso, perché oggi il percorso è un percorso volontario, cioè bisogna diagnosticare nel caso in cui ci siano dei problemi, dopo la diagnosi ovviamente ci sono dei percorsi. Perché questo è il punto interrogativo di queste ore, si deve capire se questo giovane avesse dei disturbi di natura psichiatrica, se ce li ha, se ce li aveva, non era noto, diciamo così, alle istituzioni, non era noto nemmeno alle forze dell'ordine. Va detto che Lamin nasce a Conegliano 22 anni fa, per diversi anni resta a Conegliano con la famiglia, che a un certo
certo punto si trasferisce quando il ragazzino sta frequentando le scuole medie Grava della città del Cima, è corretto, ed è rientrato a Conegliano a febbraio, mi conferma il sindaco? Sì, è rientrato a Conegliano pochi mesi fa ed era via da quando aveva praticamente 12 anni, cioè dal 2015. Il problema però, come dicevo prima, è diagnosticare, in questo caso probabilmente in carcere poi ci saranno le perizie e quant'altro, ma ripeto, ci sono anche situazioni di diverso tipo che viviamo nei sindaci nelle quali è importante che ci siano delle diagnosi rispetto a delle patologie, perché se non ci sono delle diagnosi non ci saranno e non ci possono essere dei percorsi di cura che oggi tra l'altro sono dei percorsi che possono fare in modo che queste persone vivano bene loro e le loro famiglie. Io penso che una riapertura dei manicomi oggi sia una cosa anacronistica, però che si possano trovare dei percorsi importanti e soprattutto delle situazioni protette che permettano a queste persone di vivere al meglio e di fare in modo che anche le loro famiglie vivano in una maniera più serena, sicuramente è una cosa su cui dobbiamo ragionare in maniera seria e approfondita. Torniamo a parlare di furti in abitazione, questa volta attraverso l'intervento di due giovani che siamo a Campo San Piero, hanno inseguito i ladri senza pensarci due volte, riuscendo a bloccarne uno dopo una fuga tra i campi. Li abbiamo intervistati. Eroi non lo so, in quel momento lì abbiamo solo reagito d'istinto, appunto perché io arrivavo da via, ho visto la mia famiglia che erano tutti quanti fuori, tutti quanti in allerta. In quel momento lì è stato puro istinto reagire così e cercare di fermare quello che è una cosa che non va bene, e quindi penso di aver fatto la cosa giusta, ecco, che mi sentivo in quel momento. Appena usciti dal pronto soccorso con le mani ancora doloranti, ci raccontano di un folle sabato pomeriggio i due ragazzi di 20 e 27 anni che hanno consegnato alla giustizia un 43enne senza fissa dimora in fuga dopo un furto in un'abitazione disabitata lungo via San Marco a Campo San Piero. Non si considerano eroi, ma di fatto hanno compiuto un'impresa straordinaria. Allertati dai vicini di casa sul posto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno trovato il cancello parzialmente aperto e la casa completamente a soqquadro. Proprio in quei momenti le urla dei vicini hanno indicato la direzione di fuga dei due sospettati, che si stavano allontanando a piedi lungo una strada vicina. Uno dei due, con uno zaino sulle spalle, era inseguito dai due giovani eroi. Io ero in ciabatte e quando ho dovuto iniziare a correre, correndo le ciabatte sono volate via e ho fatto tutta la mezz'ora di corsa a piedi nudi. Infatti in mezzo ai campi all'asfalto ho riportato un po' di leggeri tagli e di botte, però diciamo che ne è valsa la pena perché siamo riusciti ad acciuffare il malvivente che era scappato lungo i campi. Dopo alcune centinaia di metri di corsa tra i campi, i due giovani, insieme ai carabinieri, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. Il 43enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di furto in abitazione. Il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce, raggiungendo un'auto parcheggiata poco distante. Mentre il primo malvivente che è scappato in macchina, quando ha fatto la retro per scappare, io gli ero esattamente dietro e per la paura che mi investisse gli è venuto di istinto tirargli questo pugno al vetro che purtroppo mi è costata la frattura delle due dita. In quello stesso momento che lui era dietro la macchina, il malvivente ha inserito la prima per continuare la sua fuga, mi trovavo esattamente di fronte alla macchina. Allo stesso modo anch'io per difendermi ho messo le mani avanti, ecco che lui partendo con lo specchietto retrovisore mi ha preso in pieno e mi ha riportato appunto la frattura del terzo metacarpo. La perquisizione del 43enne ha permesso di recuperare nello zaino arnesi da scasso e la refurtiva, 2 paia di guanti da lavoro, 2 torce elettriche, un cacciavite, un paio di forbici e 3 oggetti decorativi in vetro rubati poco prima nella villetta. Per l'uomo è scattato l'obbligo di dimora nel comune di Cittadella e l'obbligo di firma quotidiana nella locale stazione dei carabinieri. Non ho provato paura perché mi è salita non rabbia, però ho sentito il dovere di farlo, che era la cosa giusta da fare, e infatti quando ho visto lui partire ho deciso ok, vado anch'io con lui perché è la cosa giusta da fare, e alla fine abbiamo preso il primo malvivente, però dai, ne è valsa la pena, penso. Rimaniamo nel Padovano, ci spostiamo anzi nel capoluogo per un intervento della polizia in un condominio all'Arcella, dove nel giardino era stata segnalata la presenza da parte dei residenti di 2 macete. Erano
Nascoste tra le siepi in un giardino condominiale, 2 macete con una lama di 44 centimetri e manico di legno sono state trovate dai residenti in un palazzo di via Fornace Morandi nel quartiere Arcella a Padova. I residenti hanno subito avvisato i poliziotti. La volante, impegnata sul territorio, è intervenuta sul posto e ha sequestrato le 2 armi che erano custodite all'interno di 2 foderi. Non è la prima volta che nel quartiere Arcella vengono ritrovati dei grossi coltelli abbandonati. Era già accaduto lo scorso 23 giugno. 2 accette e un macete sono stati recuperati tra la vegetazione in un'area verde di Largo de Bussy durante un intervento della polizia dopo la segnalazione di una rapina. A Vittorio Veneto i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un asilo nido abusivo, ricostruendo un'evasione dell'IVA per oltre 150.000 euro e l'indebita erogazione della misura bonus nido per oltre 320.000 euro. La legale rappresentante è stata denunciata per truffa aggravata. L'indagine aveva preso il via dopo un controllo nel maggio 2025 dei carabinieri del NAS, dal quale era emersa l'assenza dei titoli autorizzativi necessari per esercitare regolarmente l'attività di asilo privato. A quel punto il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza ha proceduto all'acquisizione di tutti i dati inerenti alla misura di sostegno al reddito erogata alle famiglie dei bambini fruitori della struttura, resi disponibili dall'INPS. I successivi approfondimenti hanno quindi permesso di scoprire che anche il bonus nido richiesto dalle famiglie dei frequentatori della struttura abusiva era stato ottenuto in maniera indebita, con l'indicazione di titoli abilitativi forniti dall'asilo stesso risultati falsi, venendo erogato per un ammontare di oltre 320.000 euro dal 2019 al 2024. E ora andiamo a Venezia. Dopo l'aggressione delle borseggiatrici a 2 dipendenti di Cipriani si è svolto un incontro in prefettura. Il comune si è impegnato ad aumentare i controlli nella zona. A poco più di una settimana dall'aggressione da parte di 6 borseggiatrici fisica e verbale subita dalle 2 dipendenti della bottega di Arrigo a pochi passi da San Marco, si è svolto in prefettura un incontro tra il prefetto Pellos, il patron dell'Rs Bar Cipriani, proprietario del negozio, il comandante della polizia locale Agostini e l'assessore comunale alla sicurezza Zaccariotto. L'incontro è stato proficuo, nel senso che è stato assicurato che ci sarà un rafforzamento del presidio all'interno della zona di San Marco e dintorni. Ciò non toglie che le 2 dipendenti del negozio hanno subito dei danni. Per questo il negozio, chiuso per aggressione, non è ancora stato riaperto. Nel frattempo, in attesa che vengano rinforzati i controlli nella zona, come annunciato dal comune, Cipriani si avvarrà di un servizio di vigilanza privato quando il negozio sarà riaperto tra qualche giorno. Hanno assicurato che saranno rafforzati i controlli, tuttavia il gruppo ritiene di dover porre a tutela delle dipendenti un servizio di sicurezza privato e per un periodo ovviamente le dipendenti potranno contare su questo servizio. Ci auguriamo tutti che il presidio da parte delle forze dell'ordine sia rafforzato, ce lo hanno garantito, ora dobbiamo capire se a fronte di quello che è stato detto ci sarà una risposta concreta e immediata. È una questione di sicurezza, di controllo, di presidio della sicurezza e quindi non si tratta di aver paura ma di sentirsi sicuri come cittadini, non solo per una sicurezza estesa ai turisti ma soprattutto per una sicurezza estesa ai cittadini. Non è una questione di paura ma di tutela delle persone. Dopodiché, evidenzia il legale del gruppo, si agirà su un altro fronte. Non appena le persone saranno, e ci auguriamo presto, saranno identificate, presenteremo una querela anche come gruppo, quindi non solo le 2 dipendenti ma anche come gruppo, perché non vogliamo lasciare impunita questa azione, ci costituiremo parte civile nel processo. Infine, un appello a denunciare. A tutte le attività di denunciare i fatti quando avvengono, perché attraverso le denunce, attraverso le querele è possibile poi per le forze dell'ordine poter anche procedere contro queste persone, fermo restando che non è a mio avviso necessaria la querela da parte di chi che sia, perché quando si tratta di un fenomeno come quello che ci riguarda di associazione a delinquere, perché di questo si tratta, non ci dovrebbe essere necessità di querelare, tuttavia per dare una mano alle forze dell'ordine è probabilmente necessario denunciare tutti questi fatti quando avvengono.
E su questa vicenda la vice sindaca e assessore comunale alla sicurezza Francesca Zaccariotto si è impegnata a intervenire garantendo un'intensificazione dei controlli nella zona di San Marco e non solo. Abbiamo ritenuto adesso di presentare al prossimo comitato un ulteriore approfondimento non solo dell'indagine ma anche della necessità che ci sia un diverso e maggior presidio nel territorio, e quindi vedremo di poterlo condividere con il comitato stesso, a modo che ci sia ancora più sinergia fra le varie forze dell'ordine, in primis ovviamente per quel che mi riguarda la polizia locale. Nel portare la solidarietà da parte dell'amministrazione alle 2 commesse della bottega di Arrigo aggredite dalle borseggiatrici, l'assessore alla sicurezza si è impegnata a intervenire su una situazione ormai fuori controllo che vede queste persone sempre più aggressive. La polizia e le forze dell'ordine a chiamata intervengono regolarmente, che stiamo anche cercando di organizzarsi con dei presidi che possano dare anche un segnale alla cittadinanza stessa della presenza da parte delle forze della polizia stessa. Credo che sia necessario assolutamente che alla fine le persone che sono state individuate, come nel caso delle borseggiatrici, effettivamente non rimangano impunite, e come l'ultimo caso di fronte a 20 mesi di carcere significa che comunque la persona rimane fuori e quindi il problema non lo andiamo a risolvere. L'amministrazione ribadisce la volontà di esserci a dimostrazione dei risultati già raggiunti nelle prime settimane dall'insediamento, dal commercio alla sicurezza, a Venezia e in terraferma. Il messaggio che noi vogliamo trasmettere è che non solo l'istituzione comune c'è, non solo lavoriamo assieme a tutte le altre forze, ma soprattutto che vogliamo che Venezia sia una città dove ci sono le regole vanno rispettate, e quindi noi stiamo con questa nostra presenza quotidiana e interventi quotidiani dicendo che o ci si adegua alle regole oppure Venezia non è la città dove poter venire. Credo che il lavoro che stiamo facendo stia dando dei buoni risultati. Credo altresì che la città debba sentirci, vederci, e quindi sapere che attraverso le nostre forze, attraverso anche una tecnologia particolarmente avanzata che noi abbiamo come polizia locale, non ci sta sfuggendo assolutamente niente. Noi ci siamo, continueremo ad esserci, insieme ai cittadini che partecipano potremo raggiungere dei validi risultati. Questa è dunque la vice sindaco di Venezia Francesca Zaccariotto riguardo al proliferare di soprattutto borseggiatrici in centro storico a Venezia, ma allargando lo sguardo sulla sicurezza dell'intero comune. Sentiamo anche che cosa ha detto il sindaco di Tezze sul Brenta Pellanda in merito invece ai raid di furti con cui abbiamo aperto questa edizione di Focus TG. Un fine settimana segnato da plurime incursioni dei ladri, almeno 3 persone che hanno seminato il panico a Tezze sul Brenta. Colpi tentati, colpi riusciti, proprietà violate, paura che cresce di giorno in giorno, tra rabbia e rassegnazione, come conferma uno dei cittadini presi di mira dai malviventi. Siamo in via Fallaci. Rabbia, delusione, non lo so. Siamo abituati ormai a queste cose qua, dobbiamo abituarci, non lo so, sempre più spesso, ma tanto... Cosa facciamo? Niente, subiamo. Senso di impotenza è anche quello che prova chi governa i paesi in questo periodo bollente e non solo per le temperature. Mai come quest'anno la situazione è così pesante. Sono sempre più spregiudicati, non hanno timore di nulla, anche se vengono visti, se vengono ripresi, continuano nelle loro azioni criminose. Esprimo tutta la mia preoccupazione e quella che i cittadini trasmettono a me. Posso garantire che le forze dell'ordine, come avete anche sentito, sono sul pezzo, cioè sono presenti per quanto possibile. Più di così non so cosa si possa fare. Abbiamo istituito nel quartiere Concordia, qui vicino, il controllo di vicinato. Lo stiamo predisponendo anche in altri 2 quartieri, a Belvedere e a Campagnari. Disarmato, cioè non sappiamo più cosa fare, questi proprio se ne fregano. Almeno qualche anno fa il periodo dei furti era quello delle feste natalizie, adesso è Natale tutto l'anno. E a Carmignano di Brenta si sono vissuti momenti di paura per un uomo armato che si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria. A bloccarlo prima ancora dei carabinieri è stato un passante.
Sono le 4 del mattino quando un passante nota un uomo in evidente stato di agitazione aggirarsi armato di pistola nell'area dello scalo ferroviario di Carmignano di Brenta nell'Alta Padovana. Immediata la chiamata al 112. Sul posto arrivano 2 equipaggi del NORM, dell'aliquota operativa radiomobile della compagnia di Cittadella. Quando i militari raggiungono il piazzale della stazione, però, la situazione è già sotto controllo. Un giovane, originario del Burkina Faso, consegna loro l'arma, spiegando di essere riuscito a disarmare l'uomo poco prima, dopo aver lui stesso lanciato l'allarme. Le verifiche hanno accertato che si trattava di una pistola a salve, completa di caricatore e munizioni, sequestrata sul posto. Per l'uomo, un 31enne di origine indiana, domiciliato a Carmignano di Brenta, è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi. Invece decine di automobili sono state danneggiate nel corso di un raid vandalico a Montegrotto Terme. È caccia ai vandali che nella notte fra sabato e domenica si sono accaniti sulle auto parcheggiate in via e vicolo San Mauro a Montegrotto Terme, un raid che sarebbe avvenuto dopo la serata di festa della Notte Bianca. A molte auto sono stati divelti tergicristalli, spezzati, supporti delle spazzole. A lanciare l'allarme sui social una residente che ha trovato l'auto danneggiata. La donna si è accorta che, come la sua vettura, molte altre riportavano danni simili e ha invitato tutti a fare denuncia ai carabinieri, proprio come ha fatto lei. È l'unico modo per consentire tutti gli accertamenti e poter visionare le telecamere di videosorveglianza. Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi simili nella città termale. Quello della scorsa notte è stato un raid a tappeto con moltissime auto danneggiate, approfittando del fatto che nella zona ci sono molti punti ciechi che sfuggono all'occhio della telecamera. Paura sul Monte Venda, dove una ragazza di 21 anni si è persa al buio durante un'escursione, è stata ritrovata dal soccorso alpino dopo essere finita fuori sentiero. Momenti di apprensione ieri sera sui Colli Euganei. Una ragazza di 21 anni, residente in provincia a Conselve, stava percorrendo il sentiero numero 4, il Lorenzoni, quando ha perso la traccia imboccando una variante. Complice il buio e l'assenza di una torcia, la ragazza si è ritrovata disorientata senza più sapere dove si trovasse. Intorno alle 21:30 sono scattati i soccorsi allertati su richiesta dei carabinieri di Teolo. Geolocalizzata la posizione della ragazza, gli operatori del soccorso alpino di Padova le hanno chiesto di restare ferma mentre una squadra si incamminava verso di lei a piedi. Una volta raggiunta, ai soccorritori non è rimasto che fornirle una lampada frontale per illuminare il cammino e riaccompagnarla a valle per circa 800 metri, fino alla strada in prossimità dell'anfiteatro del Venda. Qui la 21enne è stata affidata ai carabinieri che l'hanno riportata alla sua auto. Per fortuna nessuna conseguenza per la giovane, solo tanto spavento. In attesa della data dei funerali di Andrea Favaro, il motociclista 34enne di Mira, morto sabato pomeriggio in un incidente stradale lungo la strada Romea, risulta indagato per omicidio stradale colposo il conducente dell'auto con cui si è scontrata, che ha appena 18 anni. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. E parliamo anche di un'altra vittima della strada di questi giorni, il pensionato di 79 anni di Fossalta di Portogruaro, che è stato investito da un'auto a Cordovado in provincia di Pordenone mentre pedalava verso casa. Quel tratto di strada viene considerato ad alto rischio. Una residente di via Suzzolins ci racconta la sua esperienza. Signora, questa è una strada pericolosa e lei ha da raccontare anche un episodio che è capitato a lei direttamente. Sì, stavo andando a Cordovado e mi sono trovata dalla mia parte uno che ha sorpassato con 2 macchine e 2 moto e lui mi ha sorpassato. Sono andata svelta andare sul ciglio, mi fan secca. A 24 ore dalla tragedia di via Teglio a Cordovado ci si interroga non solo sulla ricostruzione del tragico impatto tra l'auto e la bici, ma anche sulla pericolosità di un tratto di strada dove il rischio di incidenti è molto elevato, anche per l'alta velocità con cui spesso auto e moto procedono in entrambe le direzioni. La dinamica sembra essere molto chiara. Siamo stati sul posto per verificare i segni lasciati sull'asfalto, dove non si notano però segni di frenata. La bici e l'auto procedevano nello stesso senso di marcia su via Teglio
Tejo, dalla direzione dalla quale Michele Zanetta vi sta inquadrando adesso la strada, e arrivati qui all'incrocio con questa strada via Suzzolinis, il ciclista ha svoltato a sinistra. Sta che proprio qui è avvenuto l'impatto, dove a terra è rimasta la bici, l'auto dopo l'impatto è finita qui ed ha abbattuto uno di questi paletti che segnalano la delimitazione della strada. C'è da dire che, ve lo segnalo per cronaca, per così dire, non ci sono segnali di frenata sull'asfalto. Segnali di frenata non ce ne sono. Questo potrebbe significare che l'impatto è arrivato senza che il conducente della Opel si accorgesse della svolta a sinistra del ciclista. C'è un'indagine aperta, come è normale in questi casi di prassi, per omicidio stradale nei confronti del 44enne che era a bordo dell'auto insieme ad un'altra persona. Entrambi ieri sono stati ascoltati immediatamente, non appena sono arrivati i militari. I due che erano qui si erano dunque fermati dopo l'impatto fatale a Sguerzi, hanno già rilasciato le loro dichiarazioni e la loro ricostruzione ai carabinieri. Sono stati fermati in zona industriale a Padova 4 attivisti pro-Palestina, stavano per inscenare una protesta nell'area dell'Interporto. Gli agenti della Digos di Padova, che stavano controllando la zona industriale della città, hanno fermato 4 persone che erano appena entrate nell'area dell'Interporto e che indossavano delle tute rosse. I 4 controllati erano in possesso anche di alcuni fumogeni e di uno striscione arrotolato con la scritta "complice del genocidio" e la sigla "Palestine Action Italia", con l'intenzione di utilizzarli per un'azione di protesta all'interno del complesso. Accompagnati in questura per accertamenti, è risultato che 3 dei 4 giovani erano già stati segnalati per reati legati all'ordine pubblico e così il questore Marco Dorisio ha adottato 2 fogli di via obbligatori, rispettivamente per 4 anni e 1 anno nei confronti di 2 componenti del gruppo, e a carico dei restanti ha applicato la misura di prevenzione dell'avviso orale. Inoltre tutti e 4, al termine degli accertamenti, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio. Si tinge di giallo la misteriosa scomparsa di Olena Isikobilka, 48 anni, badante presso una famiglia di Rivignano Teore residente a Fontana Fredda, di cui da giorni si sono perse misteriosamente le tracce. Beh sì, la signora, mi hanno detto, intervistando le precedenti famiglie presso la quale lei prestava l'opera, aveva questa tendenza ogni tanto ad assentarsi anche senza darne notizia, comunicazione. Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Olena Isikobilka, la badante ucraina di 48 anni, residente a Fontana Fredda, ma attiva da anni nel comune di Rivignano Teor, dove prestava servizio, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio del 30 giugno scorso. La donna si è allontanata a piedi volontariamente dall'abitazione in cui accudiva 2 persone anziane, senza aver con sé il cellulare. Ad oggi nessuna notizia. Alta 170 cm, corporatura magra, capelli grigi e ricci di media lunghezza, occhi marroni, segni particolari nessuno. Al momento della scomparsa indossava una gonna con disegni di cubetti grigi e gialli, collanina con quadrifogli ed anelli alle dita. Secondo il sindaco Fabrizio Mattiussi, non è la prima volta che la donna si comporta in questa maniera, facendo perdere le tracce per poi riapparire pochi giorni dopo. La speranza è che si tratti dell'ennesimo colpo di testa e che la vicenda si chiuda nel migliore dei modi. Aveva la sua vita tranquilla, accudiva a questi 2 signori e quando aveva il turno di riposo si trovava con le sue conterranee, quindi aveva una vita come tutte del resto loro. Quindi è una persona a modo. Un giorno ho anche avuto modo di parlare con lei e mi è parsa una persona molto attenta, in gamba, anche colta, mi dava l'impressione, per cui penso sia solo una questione di comportamento suo per esigenze sue personali, ecco. E ora andiamo a Venezia, perché i 2 agenti della polizia locale che hanno salvato una bimba dal soffocamento, era la bimba di una turista inglese a Venezia, sono stati ricevuti dal sindaco di Venezia, Simone Venturini, a Mestre.
Buongiorno, siamo qui insieme al sindaco di Venezia Simone Venturini, che ha appena incontrato 2 agenti della polizia locale, Mattia Visentin e Fabio Zancolò, che qualche giorno fa hanno salvato una bambina dal soffocamento. Stava mangiando un pezzetto di melone, non respirava più, la mamma gridava, era disperata. Loro sono prontamente intervenuti e sono riusciti a far sputare il boccone alla bambina, salvandola. Sì, ho voluto ringraziarli personalmente insieme all'assessore Zaccariotto, vice sindaco Zaccariotto, consegnandogli anche un gagliardetto del comune come segno di ringraziamento. Sono stati veramente un orgoglio per la città e per il corpo, e hanno salvato una vita che altrimenti appunto quella bambina sarebbe morta soffocata in quella situazione. Quindi davvero la formazione del corpo, la formazione anche nel primo soccorso si sono dimostrate importanti, e più in generale il corpo di polizia locale è un corpo efficace che in qualche modo è riuscito anche negli ultimi giorni a individuare 3 responsabili di 3 fatti criminosi che si sono poi risolti appunto con il deferimento alla giustizia, individuando velocemente i responsabili grazie anche alla videosorveglianza che in Comune di Venezia è particolarmente capillare. Ecco sindaco, loro sono attivi sul territorio, controlli capillari, lei l'ha annunciato proprio poco dopo l'insediamento, dopo aver effettuato anche dei sopralluoghi oltre che a Venezia, anche in terraferma, l'abbiamo vista in via Piave insieme al vice sindaco assessore alla sicurezza Zaccariotto e non solo, e ne arriveranno altri come aveva annunciato già in campagna elettorale. Sì, noi abbiamo fatto un piano che prevede l'assunzione di 200 nuovi agenti di polizia locale nel prossimo triennio. I primi concorsi usciranno già nelle prossime settimane, quindi chi potrà essere interessato, chi ha figli, nipoti o è direttamente interessato, può monitorare il sito internet del comune e partecipare al concorso. L'idea è potenziare il corpo di polizia locale e potenziare anche la videosorveglianza, quindi arrivare da 500 vigili esistenti oggi a 700, già sono quasi raddoppiati negli ultimi anni, e su questo si deve assolutamente continuare. Come si deve continuare? A chiedere a Roma un inasprimento del sistema della sanzione del fenomeno, cioè quando molto spesso noi prendiamo uno che fa qualcosa che non dovrebbe fare, quindi una rissa, un danneggiamento, un borseggio, una rapina, un furto, quella persona viene individuata subito, specie a Venezia dove bene o male il controllo è quasi totale di quello che entra e quello che esce da Venezia. Dall'altra parte però poi quando viene consegnato al sistema, bene o male la sanzione difficilmente arriva o arriva in tempi biblici, quindi quella persona o torna su strada o continua a delinquere e quant'altro. Quindi per non perdere la fiducia e per non perdere in qualche modo anche nei confronti dello Stato servirebbero norme più efficaci. Non servono pene infinite, pene severissime, bastano pene certe e rapide, perché altrimenti se non arriva la sanzione la borseggiatrice di turno è ancora il giorno dopo su strada a delinquere. Ecco sindaco, noi abbiamo parlato proprio ieri anche col vice sindaco assessore alla sicurezza Zaccariotto del fenomeno dei borseggi, che per quanto il comune cerchi di intervenire aumenterete anche i controlli nella zona anche di Piazza San Marco, insomma dopo l'episodio che è stato tra i più eclatanti in cui sono state colpite le 2 commesse di Cipriani, ma poi il resto lo deve fare la legge. Ma per noi ogni fatto viene trattato allo stesso modo, quindi che uno si chiami con un cognome altisonante o che uno si chiami con il cognome di una persona semplicissima, il fatto è grave lo stesso e interveniamo per dare una pronta risposta. Chiaro che vanno potenziate in alcune zone, in alcuni orari, le presenze della polizia locale e più in generale delle forze dell'ordine. Su quello c'è un'ottima collaborazione col prefetto per individuare le migliori formule e le migliori strade. L'idea è lavorare in squadra con le altre forze dell'ordine, con gli altri enti, potenziare l'illuminazione in alcune zone, potenziare la videosorveglianza e lavorare in quel senso. Ma poi se queste persone non vengono punite adeguatamente poco cambia. E questo dovremmo chiedere a tutti i nostri parlamentari di destra e sinistra, di rafforzare di più l'impegno per norme diverse, per un sistema più efficace nel prendere quella persona davanti a un gesto colto magari in flagranza di reato, preso e magari per 24 ore, 48 ore, 72 ore tenuto dentro in qualche formula. Questo disincentiverebbe il ricorso continuo a questo tipo di attività delinquenziale. Grazie al sindaco Venturini, da Mestre è tutto. Noi ci fermiamo per un istante, Focus TG ritorna tra pochissimo.
Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Parliamo del clamoroso assalto al portavalori della Battistolli di Vicenza, fatto saltare con esplosivi a Canossa di Puglia. Qui sono 11 assalti in meno di 2 anni contro la Battistolli di Vicenza. Il titolare Luigi, esasperato, lancia accuse pesanti. Questo è il Far West, ci ha detto. Lo Stato è incapace di difenderci. Con lui, per noi, Daniele Carbine e Cristian Rocchi Agliente. Siamo all'interno della sede della Battistolli a Vicenza dopo l'assalto di ieri clamoroso in territorio di Puglia. Con me l'amministratore delegato della Battistolli Group, Paolo Spollon. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, ovviamente dopo il fatto di ieri fortunatamente non si sono registrate vittime tra le persone o persone coinvolte, già questo era una prima considerazione che è un po' il vostro punto anche di forza. Sì, la nostra prima preoccupazione e la nostra soddisfazione di aver potuto rilevare che anche in questo caso l'equipaggio è riuscito a non subire nessun tipo di ingiuria, qualche ovviamente scossone, diciamo più che altro di carattere psicologico. Lo shock di un evento così violento ovviamente lascia il segno. Ecco, restano però impietosi i numeri, lo dicevate, ricordavate, in quel territorio è un territorio a parte, qualcuno l'ha definito Bronx, Far West, è così? Ma diciamo che è un territorio che denota un elevato livello di criminalità. Negli ultimi 24 mesi, a partire dal gennaio del 2024, abbiamo subito 10 attacchi, 3 attacchi sono stati sventati, ma la cruenza e la violenza con le quali vengono perpetrati, si parla sempre di sistemi paramilitari. Direi che è azzeccato come termine, in quanto all'incremento delle nostre attività di messa in sicurezza, sia attiva che passiva, c'è un incremento della violenza e dell'uso dell'esplosivo che connota ormai da sempre questi ultimi eventi. Abbiamo letto, e noi eravamo qui anche a febbraio scorso, insomma, l'esasperazione per chi lavora come voi in questo settore e le preoccupazioni. Ecco, il Presidente, abbiamo letto in titoli di giornali, parlava lo Stato non ci difende, effettivamente è così? Sì, diciamo che credo che vada approfondito questo termine, perché le attività delle forze dell'ordine e delle autorità preposte sono continue. Noi abbiamo un dialogo molto serrato con le attività di intelligence svolte dalle forze dell'ordine. Non è sufficiente, la criminalità rappresentata da quest'area geografica è veramente spiazza e sorprende, perché ogni volta riescono a farla franca. Da lei ha anche la peculiarità di essere al tavolo di categoria delle associazioni proprio per fare il punto, anche concertando eventuali misure, azioni anche a livello nazionale. Come è possibile intervenire? Vanno rafforzate le dotazioni dei vostri uomini? Vanno modificate le leggi? In che maniera essere efficaci secondo lei per riuscire a portare in controtendenza questi numeri impietosi? Sì, le confermo che in qualità di vicepresidente di Assovalori partecipo a tutti i tavoli istituzionali, che in questo periodo sono stati numerosi e molto intensi. Credo che la collaborazione fra pubblico e privato sia indispensabile, considerando anche il fatto che la nostra attività noi chiediamo venga riconosciuta come un'attività critica, in quanto il movimento del denaro contante è indispensabile in una nazione come l'Italia, in cui il denaro contante svolge ancora un ruolo di primaria importanza, e quindi chiediamo che venga proprio considerata la nostra attività come una struttura che ha bisogno di avere la massima assistenza da parte delle forze dell'ordine e di tutte le autorità competenti. Scoperto in zona rossa a Treviso con addosso dell'hashish dai cani antidroga della Guardia di Finanza, un tunisino è stato rimpatriato. Su di lui gravava un ordine di espulsione. Trovato con addosso dell'hashish in zona rossa, è risultato avere a suo carico un provvedimento di espulsione dall'Italia e di divieto di rientro per 5 anni in territorio Schengen. La Guardia di Finanza di Treviso, impegnata in controlli antidroga in stazione ferroviaria, ha individuato un cittadino tunisino che, grazie al fiuto dell'unità cinofila, è stato scoperto in possesso di una modica quantità di stupefacente. Per lui una sanzione amministrativa, dunque, se non fosse che a un successivo controllo è emerso che sul giovane già gravava un ordine di espulsione dal territorio nazionale. Per questo, in accordo con la questura, è stato accompagnato all'aeroporto di Malpensa e imbarcato su un volo per la Tunisia.
Ora voltiamo pagina, andiamo a Pordenone, dove è arrivato il ministro del turismo Mazzi per un incontro su vari aspetti organizzativi della capitale italiana della cultura 2027. Presenti il ministro Ciriani, il prefetto, il sindaco Basso, l'assessore comunale Parigi e il presidente dell'agenzia ICE Zoppas. Siamo compatti col governo a sostenere tutto questo cammino per arrivare a una cerimonia di presentazione che sia all'altezza dell'importanza del titolo e dell'importanza di Pordenone e della sua storia. Così il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che ha partecipato questo lunedì negli spazi comunali di Piazzetta Calderari a un incontro su vari aspetti organizzativi e di promozione in Italia e all'estero di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Oltre a lui presenti il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il prefetto di Pordenone Michele La Stella, il sindaco Alessandro Basso, l'assessore comunale alla cultura Alberto Parigi e il presidente dell'agenzia ICE Matteo Zoppas. Siamo qui per diciamo tutto questo che è come un countdown, diciamo. Tra l'altro domani è la giornata anche in cui viene presentato Pordenone Legge. Rispetto ai recenti dati diffusi dal Ministero sul tasso di saturazione turistica OTA, che vedono l'Italia confermarsi regina europea del turismo anche per l'estate del 2026 e il Friuli Venezia Giulia tra le più richieste regioni italiane, così commenta il ministro Mazzi. È una regione, una in generale, sono tutti dati molto in crescita, noi siamo molto soddisfatti di questi dati perché è un segno della vitalità del settore del turismo e del fatto che questo comparto si stia sempre più affermando, come io lo dico da quando sono arrivato, come una vera e propria industria, non in senso tecnico, ma per il peso che ha di essere proprio un pilastro dell'economia nazionale. Nuovo capitolo nella battaglia politica sul Tribunale della Pedemontana. Bassano del Grappa, dopo lo stop arrivato da Forza Italia, Fratelli d'Italia prova a ricompattare il centrodestra e assicura che l'impegno sarà mantenuto. Il nuovo palazzo di giustizia di Bassano aprirà entro la fine della legislatura. Fratelli d'Italia ribadisce con forza il sostegno al Tribunale della Pedemontana. Dopo le contrarietà espresse dai rappresentanti di Vicenza di Forza Italia, con la presa di posizione netta della sezione bassanese, con Mariano Scotton che ha criticato aspramente il senatore Pierantonio Zanettin e il consigliere regionale Jacopo Maltauro, l'europarlamentare Elena Donazzana e il deputato Silvio Giovini intervengono per ribadire che il percorso del Tribunale bassanese non si interromperà. Il messaggio è netto: il Tribunale di Bassano è un impegno assunto dall'intera coalizione di centrodestra con il territorio e, ricordano, anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha confermato che l'obiettivo è arrivare all'apertura entro la fine della legislatura. Secondo Donazzan, il territorio ha già espresso la propria volontà con il referendum consultivo e chiede da anni una giustizia più vicina ai cittadini. Per questo, sottolinea, non si tratta della battaglia di un singolo partito, ma di una promessa elettorale condivisa da tutta la maggioranza. Giovine invita invece a superare polemiche e speculazioni. Ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame della Commissione Giustizia della Camera, prevede 7 magistrati ordinari in più e 25 nuovi dipendenti amministrativi, numeri che, secondo Fratelli d'Italia, escludono un indebolimento del Tribunale di Vicenza. E ora parliamo della superstrada pedemontana veneta, perché non c'è soltanto il procedimento che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per 12 persone con l'accusa di inquinamento ambientale e omessa bonifica legata ai presunti PFAS utilizzati nei cantieri della pedemontana tra Alto Vicentino e Bassanese. Sul fronte giudiziario si stringe il cerchio sul secondo filone d'inchiesta. I PFBA non sono un dettaglio tecnico, ma una contaminazione ambientale diffusa che impone accesso agli atti, monitoraggio sanitario reale e piena pubblicazione dei verbali. L'architetto Massimo Follesa del Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa, riguardo al documento regionale presentato il 23 aprile alle commissioni seconda e quinta, spiega che non c'è solo il procedimento penale contro 12 persone attesa l'udienza preliminare in autunno con l'accusa di inquinamento ambientale legata ai presunti PFAS utilizzati nei cantieri della Pedemontana. Ma c'è anche un secondo filone d'inchiesta
che riguarda lo stoccaggio di migliaia di tonnellate di materiale contaminato, scavato nelle gallerie di Malo e Trissino e depositato in 28 siti tra l'Alto Vicentino e il Bassanese. Questo materiale, sul quale indaga la Procura di Vicenza, contiene PFBA, una delle sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS, rilevata nelle acque drenate delle gallerie tra Malo e Sant'Urbano. In quel documento si parla ancora di 5.500 nanogrammi di PFBA in un pozzo a Castelgomberto, in località Cengelle, del novembre 2025. Giusto a sud dell'ingresso del tunnel Malo-Castelgomberto, proprio nel comune di Castelgomberto. È un fatto eclatante che non può essere smentito. Fa coppia con il documento del 23 aprile l'oscuramento dei verbali della commissione tecnica regionale che l'ingegner Delia, dirigente massimo delle infrastrutture, continua a fare con il mero riferimento alla richiesta di un nulla osta alla Procura della Repubblica di Vicenza, che non può paralizzare il diritto di accesso se non esiste un provvedimento espresso, specifico e documentato che vieta l'estensione degli atti. E ora parliamo del tradizionale sondaggio di gradimento di sindaci e presidenti di regione del Sole 24 Ore. Il sindaco di Treviso Mario Conte al primo posto tra i sindaci più graditi in Veneto, al settimo posto in assoluto, mentre tra i governatori Alberto Stefani e Massimo Fedriga sono al secondo e al terzo posto dietro al pugliese Antonio De Caro. Fa piacere, ovviamente per me è un'assunzione di responsabilità. Ringrazio i trevigiani per apprezzare il lavoro che stiamo facendo, però l'obiettivo nostro è quello di lavorare ancora di più, ascoltare ancora di più le esigenze della gente e lavorare per servire al meglio questa comunità, che è una comunità straordinaria, molto esigente, che però ci dà la possibilità di svolgere un lavoro davvero molto bello. Si schermisce un po' il sindaco Mario Conte, primo sindaco del Veneto per gradimento nel sondaggio del Sole 24 Ore. Si piazza al settimo posto assoluto. In testa c'è la sindaca del centrosinistra di Firenze, Sara Funaro. Questo è un risultato, dice Conte, che vuole condividere con la sua giunta e con i cittadini, ma anche con il lavoro che la Lega fa sui territori, l'unica ricetta per riprendere il terreno perduto. Non siamo primi, siamo settimi, è vero che siamo primi in Veneto, però abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, quindi oggi pomeriggio chiamerò la squadra per dire rimbocchiamoci le maniche, dobbiamo lavorare ancora più sodo per questa comunità. Faccio i complimenti al Presidente Stefani, al Presidente Fedriga, evidenzia come la Lega sappia esprimere degli amministratori territoriali davvero molto, molto forti, e quindi se da qualche parte dobbiamo ripartire credo che siano proprio questi gli elementi su cui basare la ripartenza. Il neoeletto presidente Alberto Stefani entra in classifica direttamente al secondo posto, superando anche Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli. Davanti a loro solo l'amatissimo presidente della Puglia, Antonio De Caro. Per ora Conte si gode il primato veneto, conscio che i numeri contano, ma fino ad un certo punto. Al di là delle classifiche, il vero termometro è appunto il rapporto con la gente, gli abbracci, i saluti, anche le critiche, e quindi per questo chiedo davvero ai trevigiani di continuare a sostenermi in ogni loro forma, che sia critica o che sia sostegno. L'importante è che continuino a voler bene a questo sindaco che sta davvero dando la sua vita per la città di Treviso. Nessun pensiero ancora per una poltrona a Roma? No, il mio pensiero unico è la città di Treviso, che amo tanto, così come la mia comunità. Abbiamo tanti cantieri aperti e quindi oggi pomeriggio convocherò la giunta proprio per dire rimbocchiamoci le maniche, c'è da lavorare ancora più. Non siamo primi, siamo settimi e quindi abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. E noi ci fermiamo ancora per un istante, ma ritorniamo come sempre tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con Focus TG. A 100 anni dall'inaugurazione del Sacrario del Pasubio, la memoria della Grande Guerra diventa un messaggio rivolto al presente. Tra autorità italiane e austriache, giovani reduci, il richiamo è uno solo: la pace va costruita ogni giorno. Questo luogo, inaugurato nel 1926, ha ancora qualcosa da dire alle nostre comunità.
Credo che sia questo il significato più profondo di questo centenario. Dice bene il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. A un secolo dalla sua inaugurazione, il Sacrario del Pasubio non è soltanto un monumento alla memoria della Grande Guerra, è un luogo che continua a interrogare il presente. Sulle montagne dove 100 anni fa si combatteva, oggi italiani e austriaci si ritrovano per ricordare i caduti e ribadire un messaggio di pace che va oltre la storia. Per la prima volta ha preso la parola il rappresentante della delegazione austriaca, il generale Anton Oschep della Croce Nera, sul colle di Bella Vista, dove sorge uno dei 4 sacrari del Vicentino. Gli altri sono a Tonezza, Asiago e sul Monte Grappa. Un gesto simbolico che racconta quanto il tempo abbia trasformato antichi nemici in partner europei e amici. Quei valori della Croce Nera, come ha sottolineato il prefetto Filippo Romano, racconta quanto i valori che stanno a sostegno dell'esistenza stessa dell'Istituto della Croce Nera siano valori universali. In un'Europa attraversata da nuove guerre e tensioni internazionali, il Pasubio torna a parlare alle nuove generazioni. Oggi invece non è più una linea del fronte, un luogo di battaglia, ma è un luogo che simboleggia l'unione. Il fatto che grazie all'Unione Europea oggi Italia e Austria sono insieme, oggi c'erano anche delegazioni austriache qui presenti. Ha proprio il senso di ricordare 100 anni dopo quello che è successo. Il senso è non tanto la memoria, il ricordo di ciò che è stato, che è doveroso, ma soprattutto la responsabilità che quello che è successo qui ci consegna per il futuro. E allora andiamo al centro di Vicenza, dove fa discutere il fatto che al posto di un negozio del centro storico possa aprire un deposito bagagli. Un deposito bagagli non in stazione ma in piazza Matteotti. Questa ipotesi ci trova assolutamente perplessi. Un deposito bagagli in piazza Matteotti, esattamente dalla parte opposta della stazione. L'ipotesi di cui si parla a Vicenza trova l'opposizione di Fratelli d'Italia. L'amministrazione comunale nelle scorse ore ha ventilato l'ipotesi di aprire al posto del negozio alle nostre spalle un deposito bagagli per i turisti che verranno in città. Un servizio utile, ma secondo la critica nel posto sbagliato. In effetti, in una città come Vicenza, chi ha una valigia da depositare, nella stragrande maggioranza dei casi, arriva proprio dalla stazione, che rispetto a piazza Matteotti si trova esattamente dalla parte opposta di Corso Palladio. E cosa dobbiamo aspettarci da questa visione dell'amministrazione? Le corse disperate tra la stazione e il deposito bagagli e viceversa, Corso Palladio invaso dai trolley di questi viaggi avanti e indietro. Ecco, questa non è una visione decorosa per la nostra città e neanche funzionale per i turisti. Noi chiediamo che vengano fatte altre scelte e che venga riposizionato magari nell'ambito della stazione. Infine, Fratelli d'Italia mette in evidenza un problema che c'è oggi in centro storico a Vicenza, quello delle vetrine che si spengono. Siamo contrari anche per il messaggio che viene mandato dall'amministrazione comunale ai privati. Cos'è? Se un negozio non riesce ad essere affittato al prezzo stabilito e nei tempi previsti, il privato allora può trasformare il proprio locale in un garage? Questo non può essere l'approccio con cui l'amministrazione affronta il tema del commercio nella nostra città. Noi chiediamo risposte e una programmazione seria che non può passare dall'arrendersi alla desertificazione commerciale. Confermato lo sconto provincia per gli studenti che comprano un abbonamento annuale alla MOM, stanziati 400.000 euro in contributi alle famiglie per ridurre il costo. Gli sconti vanno da 29 a 40 euro al via dal 1° agosto. Lo sconto provincia sugli abbonamenti è un volano importante per la crescita del numero degli abbonamenti annuali. L'anno scorso ricordo che sono arrivati a 19.000 gli abbonamenti annuali studenti, che sono il 21% in più rispetto all'anno precedente. Diciamo che il numero complessivo dei nostri abbonati sono di circa 34.000, di cui ovviamente 19.000 sono gli annuali studenti, circa 10.000 sono gli abbonati poi mensili che fanno l'abbonamento ogni mese.
Per il secondo anno la provincia di Treviso stanzia un contributo di 400.000 euro a beneficio di quegli studenti che compreranno l'abbonamento annuale ai mezzi pubblici della MOM, con una scontistica variabile dai 29 ai 40 euro a seconda della fascia chilometrica acquistata. Nessun bisogno di presentare ISEE o documenti, ma sconto direttamente all'acquisto, anche online. E per chi ha più di un figlio iscritto, possibilità di pagare a rate. MOM mette a disposizione una possibilità di rateizzare il costo degli abbonamenti in 3-4 rate senza aggravi, quindi è un costo che si prende direttamente dalla società e che quindi abbiamo possibilità di farlo. L'anno scorso 1.700 sono le famiglie che hanno usufruito di questo sconto e lo possono fare anche quest'anno. La novità di quest'anno è che anche i giovani dei comuni di Roncade, Monastier, Zenson di Piave, San Biagio di Callalta, Badoere di Morgano, Zero Branco e Resana avranno una scontistica per la quota parte di MOM, nonostante alcune tratte siano gestite da altre aziende. Si parte dal 1 agosto e mentre ora la situazione è molto tranquilla, il Presidente si augura che da settembre la zona rossa in zona Stazione delle Corriere, che scadrà il 19 luglio, venga riconfermata. Secondo me è sicuramente un fatto importante perché in qualche modo ha calmierato queste situazioni. Uno dei punti importanti era appunto l'autostazione lungo Sile Mattei e quindi recentemente non abbiamo avuto fatti particolari. Ed ora andiamo a Marostica, dove 3.500 persone hanno assistito al concerto degli Europe nel cartellone del Marostica Summer Festival. I'm not superstitious. I have no doubt that there's a reason. Si infiamma la piazza di Marostica con il rock duro, talvolta dal sapore gotico, degli svedesi Europe, guidati da Joy Tempest. In 3.500 per cantare le canzoni che per molti sono state colonna sonora dell'adolescenza, dalle note di The Rock the Night a Superstitious, passando per la celebre ballad romantica Carrie. Un'ora e mezza di musica intervallata da rapide battute in italiano del frontman che ha fatto letteralmente sciogliere il pubblico. La grinta c'è ancora tutta, così come la voglia di dominare il palco del Marostica Summer Festival, e sino all'ultimo brano si è gustata la musica tosta che li ha sempre contraddistinti. La conferma le migliaia di presenti che si sono scatenati già dalle primissime battute di quel pezzo del 1986 che ha portato gli Europe in testa a tutte le classifiche mondiali. Stiamo parlando di The Final Countdown. E in chiusura di telegiornale vi raccontiamo anche la storia a lieto fine di una gattina di Monselice che era scomparsa da casa ed è stata ritrovata a Vigonovo. Un viaggio di 30 chilometri che l'ha tenuta lontana dalla sua famiglia per 2 giorni. Questa la storia di Angelina, una gattina bianca, nera e rossa che da Monselice, dove vive con il suo proprietario, il consigliere comunale Francesco Miazzi, è arrivata in provincia di Venezia. Angelina, infatti, si era intrufolata nell'auto di una ragazza che lavora a Monselice, ma vive a Vigonovo, nel veneziano. La proprietaria dell'auto, tornando a casa, ha sentito dei rumori strani provenire dal vano motore. Arrivata a Vigonovo, la sorpresa, sotto il cofano ha trovato la gattina. Da qui l'idea di fotografarla e lanciare l'appello sui social, partendo proprio dalle pagine dedicate alla città della Rocca. Nel frattempo, a Monselice la famiglia Miazzi non si dava pace, ben conoscendo l'esuberanza della gattina. Quando hanno visto il post non potevano credere ai loro occhi. La loro miccia era ad oltre 30 chilometri da casa. Ora la gatta Angelina è tornata nella speranza che non voglia più avere avventure simili. Con questo si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi naturalmente l'appuntamento si rinnova con Focus, il nostro talk show in onda in diretta a partire dalle 21:15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.